abbiamo 5 minuti per delle domande alle quali i relatori penso siano disponibili e naturalmente il professor Calimani che l'ha esplicitamente detto. Quindi credo che possiamo ancora avere sì una decina di minuti a disposizione. In questo panorama così variegato che tu ci hai illustrato e così vivace dei diversi paesi europei, in cui Vienna sembra avere la predominanza, ma in qualche modo tu hai giustamente fatto capire attraverso i nomi che hai elencato, la Germania ha un grosso ruolo, gli altri paesi, forse la Francia un po' meno, ma insomma un grosso ruolo. Poi hai detto in Italia invece le cose sono meno vivaci, se non ho capito male. Perché secondo te? Dei numeri, perché in Italia la minoranza ebraica è sempre stata ridottissima e quindi non aveva la forza per poter imporre un punto di vista così forte come a Vienna o come in Germania o come a Parigi. I numeri sono importanti e poi c'è anche da dire che questa era il paese del papato, dove c'era meno possibilità di sviluppare idee originali. Una parte rilevante viveva a Roma, dove ancora di più il controllo sociale era forte. Quindi ci sono state lo stesso spinte fortemente anticonformiste, ma non con la stessa forza che in altri paesi d'Europa. I numeri sono fondamentali nei processi culturali, e ciò nonostante ancora oggi, io credo che se chiedessi a coloro che sono qui quanti sono gli ebrei italiani, pochi saprebbero rispondere con proprietà. Gli ebrei italiani sono 22.000, di cui metà sono romani, eppure l'interesse è molto forte, nonostante il numero assolutamente esiguo e quindi di poco spessore. Prego. Posso provare ad aggiungere qualche cosa, che però sono parole, concetti molto vaghi in libertà, ma non credo che nessuno veramente nella storiografia abbia ragionato a fondo e provato a proporre delle ipotesi, ma secondo me sull'Italia pesa anche e molto il secolare, direi millenario dominio geografico della Chiesa, che dal punto di vista culturale ha tutta una serie di conseguenze che, nonostante le grandi difficoltà che la Chiesa di Roma ha nell'affrontare la questione della modernità, tutto il passaggio della Rivoluzione francese, tutto il passaggio della secolarizzazione, secondo me continua ad attirare nella sua sfera di influenza anche quella parte di intellettualità ebraica che in qualche modo forse poteva emergere, come è stato, come ha bene illustrato Riccardo, in altre realtà europee. Forse non è un caso che Trieste, che è un po' più lontana da Roma, sia in qualche modo, è più vicina e più integrata nella Mitteleuropa, sfugga in qualche modo a questo controllo. Penso, perché siamo qua, a Luigi Luzzatti, che è sicuramente una figura di grandissimo prestigio, di rilievo per le iniziative di carattere economico, di carattere culturale, di carattere politico, e per il suo ruolo di leadership, e che però poi, nel momento in cui pensa alla sua religiosità, come forse ci parlerà Simon anche di questo, non lo so, alla fine il suo modello è San Francesco, voglio dire, per cui forse figure che emergono nell'ebraismo italiano e in qualche modo potrebbero dare il senso di una forza di leadership, in questo caso, di dare un tono all'elaborazione intellettuale, sono figure che si contrappongono anche in maniera coraggiosa alla Chiesa. Penso a un ebreo che però è prima di tutto massone come Ernesto Nathan, che
che segue un altro percorso e che assume un rilievo forte. Ecco, io credo che però su questa cosa manchi veramente una grande riflessione complessiva, cioè sul senso della presenza della Chiesa, che è una presenza sussidiaria in qualche modo nei momenti di crollo di certezze nell'Italia, in questo caso non soltanto nell'Italia ebraica, poi è sempre la Chiesa che in qualche modo con le sue strutture offre delle sponde praticabili. Su questo credo che ci sia spazio per lavorare. Ecco. No, semplicemente aggiungere su questo tema una mia semplicissima riflessione, prendetela per quella che è. Io penso che il famoso ritardo italiano di cui si favoleggia sui giornali oggi, l'Italia si è fermata, non dato dal 2000 ma da molti secoli prima. E probabilmente l'impossibilità, l'incapacità della cultura italiana di porsi a livello di quella viennese o di quella francese, parigina o tedesca è anche un portato di un paese profondamente arretrato che in tutte le sue componenti, non solo quelle ebraiche, non è in grado di cogliere la modernità. Prego. Sì, Del Bianco. Volevo proprio chiedere al dottor Voghera se è convinto che si possa affermare il discorso per quanto riguarda la formazione dei rabbini in Italia, no? Ha lasciato appunto un po' di spazio anche a questo, la conclusione del collegio rabbinico di Padova, se non è forse meglio parlare di conclusione appunto e non di insuccesso assoluto, così, perché come ha detto lui, decine e decine di rabbini che poi hanno continuato per una generazione almeno e formando anche gli altri, hanno proseguito in tutta la penisola. Era una questione anche di carattere storico, la situazione del Veneto proprio nei decenni a cui lui faceva riferimento, cioè subito dopo la metà dell'Ottocento, cambia notevolmente. Ecco, e quindi anche la situazione un po' di crisi che si era verificata nel corso degli anni in questa istituzione di carattere economico era dovuta proprio all'obbligo, per esempio, di dover sostenere e di pagare proprio con i propri soldi da parte delle comunità ebraiche, obbligati dal Kaiser Königlich, no, Francesco, primo ad istituire questo collegio, ma non sostenuti economicamente. Quindi c'era un po' di situazione, insomma, che anche nel tempo aveva dato così dei problemi, però gli esiti non sono stati proprio così negativi. Ecco, gli volevo chiedere questo, se è giusto secondo lui proprio parlare di fallimento, anche se una quarantina di persone poi hanno continuato, e come dirò domani mattina, come ho scritto anche nell'abstract, se qualcuno vede, si arriva proprio sino al collegio rabbinico italiano di oggi, no? Istituzionalmente, proseguendo proprio da quello di Padova. Ecco, allora volevo chiedergli se proprio intende questo o semplicemente dal punto di vista storico una chiusura, ecco, dell'istituzione. No, io sono per la necessità di dare anche dei giudizi nella storia e invece secondo me su questo campo la parola fallimento secondo me è quella che è quella che risponde meglio, nel senso che dietro al collegio rabbinico certamente c'era un progetto amministrativo imperiale e molto, molto visibile che non riguardava soltanto gli ebrei, riguardava anche le altre confessioni. Ma i docenti del collegio rabbinico avevano aderito anche a un progetto culturale e questo progetto culturale non riesce ad affermarsi nell'opera dei loro allievi, non riesce a fare scuola, non riesce a per esempio a generare una scuola affermata di filologia semitica all'università. E tutte cose che invece è una storiografia ebraica vera, per la quale in Italia bisognerà aspettare il Novecento, mentre in altre realtà, penso alla Germania,
questo progetto ha generato qualche cosa di importante. Forse il frutto maggiore, ma che in realtà non è diretto del modello padovano, nel senso che non è volontà diretta, ma è, diciamo, ispirazione ideale, è la nascita del Jewish Theological Seminary di New York e la sua risposta con una dichiarata ispirazione da parte del rabbino Sabato Morais a tutti gli insegnamenti dei maestri padovani, trasferiti però oltreoceano e che seguono una dinamica completamente differente. Io temo che in Italia sia proprio una sconfitta. Posso? Certo. Sì. Io faccio solo una piccolissima considerazione. Il primo docente di filologia semitica nelle università italiane è stato a Padova proprio Eude Lolli, di origine goriziana, che si era formato al Collegio Rabbinico di Padova. Quindi non è che dopo si chiuda. Il primo. Prego. Yeah. No, if I understood it right about the first professor of philology, there is a yes. Well, in the founding of the École des Langues in Paris, there's also a very interesting Jewish figure from Tunis, who is the first professor of Berber. Yeah. So it's the old, and we know the old middleman and language connection we have. Besides my Italian. Grazie. Se non ci sono interventi, io ringrazio molti i relatori, ringrazio tutti loro per la lunga attenzione. Ci vediamo alle 14:30.